Ciao bambini! Benvenuti alla nostra settima avventura online con Gesù. Oggi parleremo No, di... lasciami Cos'è questo rumore? Oddio, Chi è che sta litigando di là? Cosa succede? Succede che Paolotto è proprio un asino. E allora tu sarai un'oca? E se io sono un'oca, allora tu sei una capra. Allora sei un fiorellino profumato? Che cosa? Cosa hai detto? Perché sono un fiorellino profumato? Non stavamo litigando? Hai detto che sono una capra e quindi ti mangio! Vi prego, calmatevi. Paolotto, smetti di mordere l'orecchio di Mimì. Tu non sei una capra e lei non è un fiorellino. E adesso con calma e con ordine raccontatemi perché siete così arrabbiati. Sono proprio curiosa. Sono nervoso perché sono sempre chiuso in casa. Sì, non ce la facciamo più a stare vicini. Ogni sciocchezza e litighiamo. E poi lei è tutta perfettina. Sì, e lui puzza. Non ci posso fare niente se quando corro sudo. Sì, però i tuoi calzini puzzolenti potessi evitare di mettermi sotto al naso per svegliarmi alla mattina. E allora tu smetti di continuare a criticarmi quando sono disordinato. Basta ragazzi, ho capito. Letizia e Elia, venite un attimo qua che dobbiamo spiegare una cosa a Mimì e Paolotto. Venite. Ciao. Allora, è normale litigare, ma poi quando abbiamo litigato cosa bisogna fare? Bisogna fare pace. Bravissimo, hai ragione. Vuoi che glielo spieghiamo con un esperimento? Ma sì, dai, magari voi che siete bambini riuscite a farglielo capire. Allora iniziamo. Elia, versa un po' di acqua nel piatto. Vedete cari Mimì e Paolotto, questa è la nostra vita quando c'è amore, gioia e pace. Guardate, però a volte poi litighiamo, succedono cose brutte e la nostra vita si sporca. Metti il pepe. Guardate che brutta che è adesso. È sporca, inquinata, ma poi basta una goccia di perdono e tutto torna come era prima. Guardate cosa succede. Avete visto? Tutti i litigi se ne sono andati. Niente più tristezza e rancore. Basta poco per essere di nuovo felici. Ciao! Che forte! Basta una parola. Scusa o perdonami e tutta una giornata di litigi viene cancellata. Beh, metto subito in pratica. Scusa Paolotto per le offese che ti ho detto. Sì, e tu scusami per averti chiamato oca e fiorellino profumato. Beh, Paolotto, ti perdono perché mi hai chiamato oca, ma continua pure a chiamarmi fiorellino profumato, perché quello è vero. Sono bella e profumata come una rosa. Bene, ora che Mimì e Paolotto avete fatto pace, penso che sia proprio ora di ascoltare una bella storia della Bibbia che ci racconta come sempre Papà Francesco. Mettetevi comodi, aprite bene le orecchie perché anche oggi alla fine vi farò una domanda. Vediamo chi mi saprà rispondere. Ciao bambini! Dovete sapere che il perdono era un argomento che interessava molto anche i discepoli, sapete? Lo leggiamo ad esempio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18. Un giorno Pietro domandò a Gesù: Signore, se un fratello litiga con me, quante volte lo dovrò perdonare? 7 volte è abbastanza? Gesù gli rispose e disse: Non 7 volte, Pietro, ma 70 volte 7. Gesù disse così per intendere un numero altissimo, infinito. Per sottolineare l'importanza del perdono, raccontò poi una storia. C'era una volta un re che decise di controllare i suoi conti e risultò che c'era un suo servo che gli doveva una cifra altissima, tipo 1 milione di euro. Chiamato alla presenza del re, il servitore disse che non poteva saldare il debito perché non aveva così tanti soldi. Il re allora ordinò che fosse venduto lui, sua moglie, i suoi figli, tutte le cose che possedeva e che con i soldi che si sarebbero ricavati sarebbe stato pagato il suo debito. Il servitore allora si gettò a terra disperato davanti al trono e supplicò il re piangendo: Abbi pazienza con me, ti pagherò tutto, lo prometto. Il re si commosse e non solo decise di non vendere lui e ogni cosa che aveva, ma addirittura gli perdonò il debito. Pensate che gioia deve aver provato quell'uomo. Poco dopo il servo uscì dalla sala del trono e davanti al palazzo reale
incontrò un suo conoscente che gli doveva una piccola cifra, tipo 10 euro. Appena lo vide, il servo prese il suo conoscente per il collo e strangolandolo gli urlava: «Pagami subito i 10 euro che ti avevo prestato!» Il conoscente si gettò per terra piangendo e gli disse: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto, lo prometto!» Ma il servo non volle e anzi chiamò subito delle guardie e lo fece imprigionare finché non avesse pagato i 10 euro. Alcune persone che avevano assistito al fatto ne furono molto rattristati e andarono a raccontare l'accaduto al re. Il re si arrabbiò tantissimo e fece subito chiamare il servo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho perdonato tutto il grandissimo debito che avevi con me. Perché non hai avuto pietà del tuo conoscente come io ho avuto pietà di te?» Poi comandò che il servo fosse gettato in prigione fino a che non avesse pagato tutto il suo debito. Anche Dio ha perdonato tanto a noi ed è triste quando noi non riusciamo a perdonare una sciocchezza al nostro fratello o amico. Anche noi bambini cerchiamo di fare meglio del servo di questa storia. Perdoniamo chi ci fa un'offesa o un dispetto, ricordandoci che Dio è come il re di questa storia e Lui ha perdonato a noi tutti i peccati grazie al sacrificio del suo unico figlio Gesù sulla croce. Ed ecco la mia domanda: quante volte dobbiamo perdonare il nostro prossimo, il nostro amico, il nostro vicino? Avete detto poche? Avete sbagliato. Avete detto sempre? Allora avete detto giusto. Vero, l'abbiamo sentito nella storia. Proprio come Dio perdona noi sempre. Ci ha perdonato quando gli abbiamo chiesto perdono per i nostri peccati e di entrare nel nostro cuore. E come ci perdona ogni volta che sbagliamo qualcosa e gli chiediamo perdono, così allo stesso modo anche noi. Ogni volta che litighiamo, che qualcuno ci fa qualcosa che non ci piace, noi dobbiamo essere pronti a perdonarlo. Sono contenta che l'avete capito, bambini. Però chissà se l'hanno capito anche Giulia e Gaia. Andiamo un po' a casa loro a vedere un po' se hanno messo in pratica quello che abbiamo appena imparato. Che bello questo cartone! Guardiamo questo! No, non mi piace, cambia subito! A me questo cartone piace, quindi guardiamo questo! Ti picchio, ti picchio, ti picchio, ti picchio, ti picchio! No, non sono una mosca, basta! Mamma, mi sta picchiando! Basta litigare, bambine! Scusa, Gaia, se ti ho picchiato! Yeah, che divertimento! Posso giocare anch'io? No, perché tu ieri mi hai picchiato e io sono arrabbiata con te. Dai, ti ho chiesto scusa. Mi perdoni? No, non mi interessa niente. Vai via. Mamma! La Gaia non mi fa giocare anche se gli ho chiesto scusa. Ma state ancora litigando, bambine? Non avete ascoltato quello che ci hanno appena raccontato i nostri amici? Cerchiamo questa settimana di mettere in pratica il perdono, ok? Va bene, mamma. Bravissime Gaia e Giulia che hanno fatto subito pace. A volte però, vero bambini, non è tanto facile trovare le parole giuste. E così Benedetta ha pensato di fare insieme a voi un lavoretto che chiameremo il lavoretto del perdono. È un lavoretto molto semplice che forse conoscete già. Basta un foglio di carta, dei colori e una forbice per realizzarlo. Dentro noi dopo scriveremo delle frasi del perdono. Potete inventarvele voi. Io ve ne leggo alcune che abbiamo scritto noi. 3 baci perché mi piaci. Carezze del perdono. Scusa se ti ho fatto arrabbiare. Un abbraccio per fare pace. Ti voglio bene.
questi sono solo alcuni esempi, sicuramente a voi verranno ancora più belle frasi da scrivere e così riusciremo a chiedere scusa giocando. Allora prendete un foglio, dei colori, una forbice e cominciamo! Piegate un angolo fino all'altra estremità e ripassate bene la piegatura. Poi tagliate l'eccesso, non ci servirà. Riapritelo per ottenere un quadrato e piegate nell'altro verso. Anche qui ripassate bene. Aprite nuovamente e piegate tutti gli angoli verso il centro. Fate un lavoro preciso, così il nostro giochino verrà perfetto. Girate il quadratino e fate lo stesso lavoro. Sta diventando proprio minuscolo, però il gioco vuole così. Girate nuovamente e piegate tutte le alette verso l'interno. Renderà il gioco più robusto e sarà più facile utilizzarlo. Girate ancora e ora colorate tutti i triangolini. Apriteli e scriveteci dentro delle frasi riguardanti il perdono. Giratelo, piegatelo un po' tra le vostre mani e infilate le dita nelle aperture che si sono formate dietro. Che colore vuoi? Voglio l'azzurro, dirà l'altro. Alziamo la letta e leggiamo la frase. Perfetto, ciao! Bene ragazzi, la nostra avventura è quasi finita. C'è ancora una super canzone che hanno preparato i nostri puppets per noi, quindi cantiamo, balliamo e ci vediamo domenica prossima. Ciao! Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo giorno. Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura. Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa. Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà, la salvezza di Dio. Gloria a te, Emanuele, gloria a te, Figlio di Dio, gloria a te, Cristo Signore, che nasci per noi e torna la gioia. Gloria a te, Emanuele, gloria a te, Figlio di Dio, gloria a te, Cristo Signore, che nasci per noi e torna la gioia. Rallegriamoci, egli viene a liberarci da ogni male. Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono. Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita. Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. Gloria a te, Emanuele, gloria a te, Figlio di Dio, gloria a te, Cristo Signore, che nasci per noi e torna la gioia. Gloria a te, Emanuele, gloria a te, Figlio di Dio, gloria a te, Cristo Signore, che nasci per noi e torna la gioia. Ciao!
Buonanotte!